Qua scende in diretta, qua pare che sta funzionando. Quindi praticamente cominciamo il gioco, no? No, dall'altra non lo vediamo da qua, Sotto quella casa? No, 3 km più là. Ah, 3 chilometri. È arrivata poi qua. Quindi è arrivata qua perché per 2 giorni. Ho capito, aspetta che. Quindi praticamente. Aspetta che metto io. Ah, gira, viene da qua, proprio da già dal Veniva re. da là verso di qua, da dietro la collina, dall'altra parte e poi girava per qua. E giravo, tutto qua. Tutto qua. Giravo. Giravo. E eravamo qua. Vabbè, tempo che persone si collegano. No, e la cosa strana mi dicevi la cosa strana è che vede diverse volte che spunta allo stesso punto l'incendio? 3 anni che il fuoco parte sempre allo stesso punto. Ma magari c'è un focolaio di coronavirus, no? Perché è una coincidenza strana, mi dicevi, no? Certo, perché è una coincidenza non solo. La giornata di vento, vicino a Canneto, in una zona dove non si può intervenire con i mezzi dei vigili del fuoco. Ah, c'è pure una coincidenza tecnica, non solo. Lì i vigili del fuoco, dove è partito il fuoco, non ci possono andare. Ho capito. Quindi non si può intervenire se non in altri punti. Poi, quando c'è il vento che fa spostare velocemente il fuoco, è pericoloso, quindi è difficile poi gestirlo a terra. E infatti ci vuole il supporto aereo. Poi. Ho capito. E l'aereo non si trovava. Non si trovava. Non c'era, doveva venire alla Mezzia Terme. C'era il treno. Per chiamare l'aereo ci vuole il forestale qui sul posto, se non c'è il forestale non può partire l'aereo. Tante cose buone. Ma tu una suca non c'è, con tutta quest'acqua che c'è qua, con tutta quest'acqua che hai qua, una suca. Anche perché se ci prendi l'acqua piglia a fuoco, no, vero? No, l'acqua non prende qua, a ad fuoco. esempio, può bloccare qua prima del capanno che si è bruciato questo. C'erano 3 camion dei pompieri collegati uno con l'altro con le cisterne grandi e hanno buttato acqua qua per bagnarlo, per rallentare il fuoco e poi spegnerlo. Ed erano quasi riusciti a fare questa cosa, ma con 3 autobotti. 3 autobotti. Nello stesso punto. E dopodiché purtroppo anche con tutta l'acqua che hanno buttato è ripreso di nuovo la fiamma e quindi poi solo quando è arrivato l'aereo è riuscito a domare la cosa. Ma senti, ma com'è questa storia che dice che la fogna in insieme scarica qua? O è una fake news? No, non è una fake news, è un progetto reale in cui c'è attualmente un quartiere di Niscemi che scarica a monte sul bacino del Biviere che poi arriva fino a qua. Ho capito. Ora hanno fatto un progetto, siccome dice un quartiere è poco, hanno deciso di spostare tutta la Niscemi, 30.000 abitanti, sul Biviere. Quindi dove faranno il depuratore, dovrebbero fare il depuratore, quest'acqua è depurata, poi dovrebbe arrivare a Biviere. Se è depurata il problema non c'è. Il problema nasce perché se un depuratore poi viene mal gestito, se è depurata, funziona, se è depurata. Quindi significa che la fogna può arrivare direttamente al Biviere. E il Biviere già ha problemi di salute, quindi già è malato, grave. Ma tanto poi ti dicono che è fertilizzante. Certo, se come si dice, se è filtrata, se è depurata come chi gela. Sì, però dico, siccome si parla di procedure di infrazione perché mancano i depuratori a Niscemi, è vero però è anche vero che dove ci sono i depuratori tante volte funzionano anche male. E a Gela ne sappiamo qualcosa a mare, ad esempio. Non è quando piove, ad esempio, dove va? Perché noi abbiamo un sistema di fogne miste, significa che l'acqua piovana della città e la fogna vanno nello stesso punto. E quando succede questo, in periodo di pioggia, i depuratori magari non ce la fanno e quindi scaricano direttamente poi a mare. Vedi quando cosa sapete? Che sai lo nigro ne sa. Manco su don pure che ha laurea cose. Comunque va bene ragazzi, qua dobbiamo il Biviere com'è? L'hanno a fare deve andare qua, il posto principale della Sicilia. Come potremmo fare? Vabbè,
intanto valorizzandolo, perché è come il biviere non è che è mio personale, perché molti pensano che il biviere è di Emilio Giudice, il biviere non è che... no, se fosse tu funzionasse sicuro. Chi se lo posso garantire io? Qua è la battaglia del biviere, 40 anni di battaglia, e la battaglia era una scommessa per creare un'area protetta anche a Gela, perché Gela era considerato un territorio industriale dove l'ambiente, la natura non doveva esistere. Quindi la battaglia era quella, la battaglia si è vinta, si è fatta il biviere, si è strutturato, abbiamo fatto sentieri, abbiamo fatto tutto quello che era necessario, è una delle riserve che ha funzionato meglio di tutta la Sicilia. Però poi se andiamo a Montelungo non vediamo un altro biviere. Esatto, E perché questo è il problema. area protetta, ci diceva Iandura, io sogno qua perché conosco il signore qua, diciamo, è area protetta perché ce l'ha lui, perché sennò sarebbe area censurata come tutte le aree protette d'Italia. Perché voi sapete benissimo che a Diga Comunelle, Cagaliuna do Covode, c'erano i guardie armati, o primo che trasiva, non lo so se ci sparavano, ma non credo, ma pallettoni a gomma. Quindi l'unica cosa, come si dice, la garanzia che è area protetta è il signore Emilio Giudice, non ce n'è altri, perché se se ne va lui qua diventa area censurata che poi piano piano si vanno portando le cose e ci fanno l'anici. Va bene ragazzi, niente, qua io a vola lì in studio perché sennò poi esageriamo, Emilio, si esagera poi, non è che poi sta iniziando pure il vento e forse, a fare quello che tu dissi Andura, non lo voglio dire, termino qua, però forse faremo una Attività culturale, culturale. attività culturale. Poi vediamo, dobbiamo cercare le persone di cultura, però vabbè, per adesso ci spegniamo, quelle le cerchiamo un'altra volta. Comunque ho visto che ti ha condiviso Movimento Civico Gela, ci ha condiviso. Questo è interessante. Interessante, ora sicuramente lo metteranno pure, lo condivideranno pure qualche giornalista, credo. Lettera G sicuro, l'Apice no perché non gioco con me.